Allora, scriviamo in chat, almeno così facciamo riaggiornare. Allora, un attimo solo. Allora, ok. Allora, fatto, ipso fatto. Mettiamo chat qui. Noi abbiamo ancora il mistero in corso dell'uomo Sì, sotto al letto. sì, l'uomo sotto al letto. Gli abbiamo bloccato tutto, gli abbiamo bloccato tutta la situazione, ma abbiamo scoperto che ce n'erano due, cioè c'erano due persone e noi continuiamo a sospettare che l'amica insieme all'ex ragazzo stalker. Aspettate che non si è preso. No, perché si prende il mio desktop? Ciao desktop. Allora, un attimo solo che risetto la schermata e che pure l'altra volta mi diede problemi. No, gli piace il mio desktop. Mi piace il tuo desktop. Però giustamente il mio desktop non lo puoi. Suca, fregato. Capito il problema dov'era. Allora, dobbiamo solo vedere se per caso dà problemi durante il gioco. Allora, scusatemi, ma alcuni giochini danno un pochino di problemi con OBS. Fammi solo vedere se c'era la cartella dei porno sul desktop. No, non mi sembra. C'ho cose del catechismo, demo, slide. Ok, vabbè, tutto a posto. Demon Slide, che era un sequel di Demon Slayer. Sì, sì. Demon Slide. Allora, l'audio lo aggiustiamo subito. Ok, fatto. Allora, Continuiamo. load game. Lodo game. Ok. Come Allora, andiamo? come procede? No, nulla, sia direttamente collegato al Cazbolg. Ok, le indagini sono a un punto morto. Oh, è il capo. Il capo sa sempre quando deve chiamare. Subito, rispondi. Cam Salve spento. capo. Non c'è la cam. Aspetta. Grazie, perché giustamente nuova scheda la devo buttare in basso. Regen, grazie 3000. Grazie Regenome. Io avrei un moderatore. Il moderatore è andato a dormire? Chi è Francesco? Sì. Non lo so, penso di Ah, no. ok. Aveva detto tornava dopo. Vabbè. Giustamente il nostro moderatore fa le urine. Ti posso togliere il moderatore? No. Non mi fate fare mai niente sul mio canale, però. Oh. Apriti un canale Twitch, puoi fare quello che vuoi, non è vero. Az è finito Daigo. Ma che cos'era Daigo? Quindi questo conferma che il moderatore dovrebbe essere il primo ad avvisare lo streamer e dire ehi streamer, c'hai la telecamera. No, lui non lo fa. Va bene. Regen, ti vogliamo ancora più bene per la tua segnalazione. Grazie a persone come te che l'Italia è un paese che va avanti. Esatto. Francesco, è proprio un pezzo di merda. Ok. Veramente il primo dovrebbe essere lo streamer. Se cambia un gioco a volo e cerca di farlo partire per farvi vedere in live quello che sta succedendo, non ho prestato caso alla webcamera, è vero, è verissimo. Però io sapendo che c'è il mio amico Francesco e il mio collega e punta di diamante del canale che è sotto che mi vede, penso che dovrebbe mandarmi lui per primo un messaggio.
Può capitare di sbagliare, Francesco. Cazzi tua. Io dovevo pensare a 799 cose su 800. Una, se ci poteva essere una mano, vabbè, però come vedi abbiamo risolto. L'importante è collaborare e dire Francesco Suca. Sempre. Quindi effettivamente anche il boss si sta chiedendo perché comunque hanno lanciato sangue ovunque per tutta la stanza. Ok. Prende ciò per cui è venuto evitando di accendere le luci e se ne va. Minchia. Ah, ok, minchia, sarebbe un attimo da cagarsi un attimino un po' sì. sotto. Ma ok. Però qui giustamente è una variazione. E c'è una leggenda metropolitana che si chiama la stanza rossa. La Francia gioca ad Assassin's Creed, non Assassin's Creed. Non sta giocando Assassin's Non ti preoccupare, non ti giudichiamo, non ti diciamo niente. Divertiti. Ma io non credo che ci giocherà mai. È lui che l'ha preso e se lo sta giocando. Ma non penso, Enzo. Sempre ipoteticamente per divertirci tra di noi. Secondo te Francesco non ruberebbe un giochino da un furgone? No. Bravo, questa è la risposta No, che volevo. non credo lo farebbe. Ruberebbe direttamente il furgone. Ruberebbe Quello mica si mette a direttamente fare un il casino furgone. per prenderne uno. Lui li Per prende non tutti. prenderne 90, no. Ah. Piuttosto compro l'Ultimate di Dragon Ball Kakarot. E ti conviene perché è bellissimo. Io e Gianmarco Aspetta, all'inizio guarda, così gioco. abbiamo iniziato a Abbiamo fatto tutto frequentarci. durante, Sì, ci manca solo l'ultima parte degli ultimi DLC che hanno aggiunto. quello di Bardock. Hanno aggiunto altre No, cose. quello di Bardock, sì. 24 euro buttati, però meglio di AC. Vabbè, se già ce l'hai Kakarot, Francesco, non ha senso che ti compri quella. Se io che non ce l'ho, se mai Francesco, non dovessi... ti preoccupare, te lo regaliamo. Tranquillo, un giorno arriverà anche il tuo momento. Ah, non ce l'ho. Vabbè, allora non te lo comprare. Che ti devo dire, Francesco? Voglio. Lo vuoi comprare? Lo compri. No, lo vuoi comprare. Non lo compri. Vuoi che te lo regaliamo? C'è anche questa possibilità. Io non gli faccio più niente ormai. No, io lo voglio bene tanto tanto e se vuole glielo regalo. Lo vuoi te lo regalo io? Non lo fa, no. No, ma io già lo so che dice così. Come sempre. Cioè, vedi, qui c'è una ragazza che sta per morire. Noi pensiamo al nostro migliore amico. E il nostro migliore amico ci dice no. No. Brutto esempio. No, dirà. Brutto. No, non risponde neanche. No, non rispondo. Allora, o sta facendo spazio sulla libreria. L'ultima volta che dovevate regalarmi qualcosa era Sparking Zero, un anno intero fa, ma lasciamo stare. Allora, aspetta. No. Beh, è stato meglio Aspetta, però alla fine. aspetta. Francesco, noi te lo volevamo davvero regalare, avevamo pure visto come fare per fartelo. Però qui qualcuno ci ha minacciato gentilmente che non voleva regali da noi per iniziare la guerra dei regali. Ci sono live che affermano questo. Quindi che tu adesso vieni e ci fai la battutina contro mi volevate regalare Dragon Ball Sparking Zero dopo tutto il casino che hai fatto durante tutta l'operazione, Francesco suca. Anche Io per questo. avere il mio regalo di Natale ho dovuto aspettare fine febbraio. Ecco. Ah no, questo non va bene. A me è stato regalato Monster Hunter e ancora non è il codice. Parla. Ragazzi, è uno stallo alla messicana, quindi posiamo tutti le armi, tutti e tre. Non risponderò. E infatti fai Ma bene. non puoi rispondere. Non Cosa puoi vuoi assolutamente rispondere? Cosa è stato messo all'angolo? Francesco, c'è 3-4 mesi buoni di live fatti tutti i giorni, quindi fai conto una media di 8 ore al giorno dove tu intervieni e parliamo di queste cose. Leggi. Quindi, ma non aveva detto... di smerdare tutti e due. E no, poi voglio sentire, vero? Dai. Prego Francesco. Sentiamo, dai. Prego Francesco. Poi gli fai il regalo di Natale. Ma questo già ce l'ho. Abbiamo 150 ore di girato dove appare questo personaggio qui e dice l'esatto opposto. Quindi Gianmarco, io e te, quell'omino può dire qualunque cosa, ma io ormai... ma noi siamo tranquilli. Dopo quello che ha fatto oggi per me... Vedi, c'è il colpo di scena. No, io
non lo posso più perdonare per quello che ha fatto. Non posso proprio. Mi fa schiattare che Gianmarco, per imitarlo, fa la voce di Chris Ma Griffith. perché tu così Ma perché parli? lui parla così, Si capirei veramente. che lui parla proprio così, Francesco. Ah, ma che cosa dice? Che cosa dice? Gianmarco, Gianmarco. Questo non è un regalo accettabile, Gianmarco. Così va. Francesco, poi mi potresti regalare se vuoi Atomic Heart, lo Cioè, lui vorrei bastava giocare. semplicemente che No, diceva, guarda, una semplice risposta. No, cari amici, amici miei, non voglio che me lo regalate. Poi finiva tutto lì. Vedi invece, ma per essere aggressivo tu e mi dire dici le cose in un tutto. modo, si è messo in una posizione dove è caduto da solo. Noi non dobbiamo muovere un No, ma dito. sei un Noi le pulla. prove ce le Sei abbiamo, un quindi pulla. ti sei pullato da solo. Però ti vogliamo sempre bene, eh. Però se ci fai sapere se poi lo vuoi Dragon Ball oppure no, perché se ci capita l'occasione e tu lo vuoi per averlo lì sopra per qualche motivo, a noi ci fa piacere No, io spendere lo prendo. e io glieli 24 euro per un mio amico a cui No, piace una cosa quello è glielo regalo. Kakarot, Insight Kakarot. Sparking. No, no, No. io parlavo di Kakarot, di dargli Sparking no a questo punto. Sparking no, non lo hai Francesco, mi spiace. È un Non l'ha contentino, voluto. Francesco, un Noi contentino. gliel'abbiamo detto e non l'ha voluto, quindi vabbè, proviamo con Kakarot. Va bene. Oh. Un contentino, ciao Marcone, fai il contentone. Noi la proposta l'abbiamo fatta. C'era un passaggio segreto qui. Oh no, ecco, questo è l'inizio del gioco quando stavamo sotto il letto. Ah, aspetta, ha scritto la prima parte. Vai, vediamo. Allora, cominciamo dal bastardo nascosto che ha rifiutato tutte le mie proposte di regalo, tra cui un intero portatile da gaming. Mi sono rifiutato di prendere Atomic Heart perché senza tutti i 600 DLC la storia ha zero senso. Passiamo all'altra merda. Ok, Gianmarco, tu vuoi rispondere Allora, sulla tua nel frattempo? Prego. io parto sempre con la definizione di regalo. Regalo è qualcosa che tu fai a un'altra persona per fargli piacere. E questo è appartenente a quello, sì. È una cosa che fai a un'altra persona per farle piacere. Io avevo piacere a ricevere Atomic Heart. C'è anche la musica di Sapete, suspense in sottofondo. Sì, non sì, mi sì, vai. interessa che il gioco non sia completo. Io avevo piacere, ma lui ha detto no. Tutti i regali che mi ha proposto era roba da mettere sulla mensola che io non ho e infatti la papera sta messa in un punto random perché non ho dove metterla al momento. E poi il PC da gaming io dovevo accettare più di 1000 euro di regalo da una persona che mi conosce da 3 mesi praticamente e poteva spendere dei soldi buttati per me. Pensiero apprezzatissimo. Assolutamente, assolutamente, questo è chiaro, questo è chiaro. Però non mi sembra veramente sensato una cosa del genere. Almeno per il momento. E così Gianmarco si è messo in sicurezza un No, computer ma portatile per il futuro. OVCVKT Però va è, bene, è va bene. una spesa un po' grossa. E quindi Gianmarco ha risposto. Io, Dice: non ho rifiutato di prendere Atomic Heart perché senza tutti i 600 DLC la storia ha zero senso. Anzi, tu inizi a prendere Atomic ma io Heart volevo e il te lo gioco giochi. base, ma che vuoi? Io pure che ho giocato quello base e so che ci sono tutti gli altri DLC che mi devo fare ancora. Ce li ho là, li faccio pappoleare, me li prendo tutti insieme e mi faccio DLC di un gioco che mi è effettivamente piaciuto e divertito. E io volevo giocarlo. Ma detto no. C'hanno zero senso e piano piano uno si fa il gioco, si completa tutto e si fa tutta la storia in modo tale che ha senso. Pure Yakuza è sul Punto. contempo, per carità, era la seconda cosa. Ora aspetto il mio messaggio. Tanto sì, questo sarà un papillo probabilmente. Mi scusi capo, ma c'è Francesco. Ragazzi in chat, perdonateci, ma come vedete, anche noi, così come nel gioco, abbiamo i nostri miti e le nostre leggende da sfatare. Vabbè, mentre scrive andiamo avanti, Allora, mi sta azzeccando sta musica. Nascondi, via! quindi questo è l'inizio. Almeno abbiamo capito come siamo arrivati a questo punto qua. C'è un passaggio tra i piani tramite qualcosa dietro l'armadio. Ha lasciato Smegma, no, lo No, Smegma non già ha c'è. messo, è solo venuto a Oh. cercarla.
Ok. Buona sedia quello anche a te. Poi quello, buona sedia. Quindi anche nell'altro appartamento dove siamo stati la mattina è successo questo. È quel periodo del mese. Sta arrivando un messaggio lunghissimo. Non è che è arrivato un messaggio bloccato per qualcosa e quindi non arriva? No. Vabbè, ce l'avrebbe detto Francesco, un messaggio No. censurato. Ok. Franci, non scrivere tanto che stiamo facendo la live, lo sai che poi ti risponderò punto per punto. Fai un sunto per piacere. Eccolo là. Meno male che ho detto fai un sunto. Vediamo, ora devo leggere, devo Allora, abbiamo passato 4 mesi a fare annanzi a rete con sto Sparking Zero, e regalo sì e regalo no, fino a quando hai detto che non avresti accettato altri regali da me se non avessi accettato Sparking Zero. Ho accettato Sparking Zero, ancora non sta in nessuna delle 3 piattaforme su cui è disponibile. Poi che non me ne faccio nulla e non mi interessa, ci siamo, ma non ci pensare nemmeno a dire cose inesatte. Allora, Francesco, ti invito a fare lo stesso, perché nel punto in cui dici ho accettato Sparking Zero, ancora non, no, quindi sopra, scusatemi, fino a quando hai detto che non avresti accettato altri regali da me se non avessi accettato Sparking Zero, tutto il continuo della storia che ti sei dimenticato e che è anche presente in live è che trovammo l'accordo dove comunque non c'erano i soldi, non c'era la possibilità in quel momento, ma che comunque tu avresti avuto un regalo da parte mia e di Gianmarco al momento in cui entrambi avevamo disponibilità. Gianmarco, confermi quanto ho appena detto? Questo me lo ricordo anche io. Sei stato sgrodolato per la seconda volta. Quindi, Ma e questa cosa è stata detta anche in live, quindi ci abbiamo la prova di quello che diciamo. Il mio punto non ha senso. E la versione è già cambiata. No, è questa, Francesco, ci sono le live. Non ci sono le live, ok. Ci stiamo inventando tutto adesso, va bene. Scusaci Francesco, da oggi questa sarà la versione. A te va bene questa versione? Quindi qual è? Che appena abbiamo la disponibilità noi li facciamo i regali. Cioè a noi non cambia niente alla fine, come già ci eravamo organizzati, quindi... Tanto poi qualunque cosa gli regali fa, ma già ce l'ho. Quello, grazie mille per l'abbonamento. Grazie Pollone. Buona sedia di nuovo. Abbonamento mentre sgrodolo Francesco vale doppio. Era ora. No, vabbè, figurati. No, quello, allora, voi se supportate in maniera economica il canale, a me mi date solo una mano. E questa penso che è una cosa che sia valida. Sì. Però non vi dovete mai sentire in obbligo di farlo. Se li volete li date. Accettiamo anche assegni da 10.000 euro in su. Poi questo è un altro conto. Però non vi sentite obbligati a fare sub, donazioni, donare all'ente per cui ho messo la beneficenza. Voi venite e rilassatevi. Anche questa volta trionfo come al solito. Comunque risparmio i soldi che c'è Night Rain da comprare. Ma cosa hai trionfato, Francesco? Ma per piacere. No, ma il mio punto ancora non mi è chiaro, dove avresti ragione, Francesco. Però, ok. Io ho chiesto una cosa. Fammi vedere sulla scrivania. Può darsi che l'ha lasciato qua sopra. No, Francesco, il trionfo qua non c'è. No, non è arrivato. No. Assolutamente vero. Adesso ti prego di No. dire a mia figlia. No. I soldi per Night Rain, se me lo dici anche tu, assolutamente sì. Non sentitevi obbligati a lavorare, ma se non lo fate vi appiccio la macchina. No, perché tengo anche i soldi per la benzina, quindi pure volendo fare un atto così duro nei confronti di qualcuno, non ho i soldi per comprare la Ho provato benzina. ad usare una gift card, ma sono duro e non sono riuscito a usarla, adesso non ce l'ho. Ma vai tranquillo, quello. No problem. Non lo spedisco certo a casa tua. Ma che stacca. Non c'è spazio sui mobili, sulle mensole, ce l'hai detto stesso tu che hai riordinato la libreria un paio di settimane fa perché era molto incasinata. Non c'è spazio per il trionfo. Allora, noi cerchiamo indizi. Salviamo una vita umana, che è meglio. Non ne posso Allora. più. Non ne posso proprio più. Sono stanco. Siamo 3-0. Poi vediamo fino a quando noi siamo qua tranquilli. Allora, sono tornata dalla cena ed era tutto cosparso di vernice rossa o qualcosa di simile. Sono sconvolta. Che crudeltà. Altro ad, ricordiamo, questo è un altro ad per farti pubblicità. Faccina triste, lacrimucce. Tu ti stai facendo lo sponsorino.
Però potrebbe esserci un piccolo dubbio. Oh, buonasera Leo. Oi Leo, bonsoir. No, Leo, prendilo perché è molto carino, tutto in italiano, bella trama, un bel investigativo fatto in maniera semplice, pochi indizi e cose da trovare, è una storia abbastanza horror con uno stile grafico e delle scene molto interessanti. Prendilo proprio ad occhi chiusi, pure per quello che costa. Allora, In camera mia no, in garage c'è abbastanza spazio da scaffale tutte le volte che ho ragione. Di questo la sono sì, ma certo, nel tuo mondo immaginario, sì, Francesco. pure io a Celestopoli ho una sala cinematografica con tutti i film del mondo e dell'universo degli ultimi 3000 anni, tutti disponibili da vedere. Certo, Francesco, ognuno ha i propri posti dove ha quello che vorrebbe ma che nella realtà non può avere. Siamo felici per te. Abbiamo la figlia di Reagan. No, Reagan purtroppo. No, Regen, No. Regen. In trappola. Regen, hai davvero una figlia o è una battuta che mo si è creata per qualche No, motivo? perché aveva detto prima, è vero, lui non ci obbliga. Ti prego, libera mia figlia, come se fosse ok. sotto minaccia. Meno tu per Wild, siete pronti? Sì, giovane. Va benissimo. Assolutamente, Leo. C'è Subito. un mondo immaginario. Se dove- mi arriva il codice, perché il codice a me non è ancora arrivato. C'è un mondo immaginario dove Enzo non mi ha ghostato la sera del Medicaffè e poi il mondo reale dove ho ragione. Allora, io adesso devo riparlare, vedi, lui mi obbliga a dire le cose. Mi obbliga. Ma poi da che pulpito? Allora, Da che pulpito il ghost? serata del Made Caffè, pure per dire un po' di cazzi miei che ogni tanto li dicono tutti, a questo punto li dico pure io. Serata del Made Caffè si intende la serata mentre ero a Tokyo, dove ho avuto il piacere di conoscere Michele e altre persone, e il dispiacere dove grazie ad una singola penna noi siamo arrivati ad oggi a parlare con questa persona. Quindi da una parte la grande bellezza, dall'altro lato la melma che cola. Però non è melma, è molto affabile, molto carina, molto gentile. Non riaprire l'argomento, abbiamo già analizzato la serata anche con i messaggi. Quindi, se io ad un invito molto importante che mi faceva piacere e che quella sera ha poi cambiato alcune cose della mia vita, se io vado da una certa persona e gli dico io sto andando là, vuoi venire? Che vuoi fa? No, siamo occupati a fare un'altra cosa. Va bene, noi siamo là. E poi questa persona non viene. E in questa zona è accaduta una cosa molto divertente che Michele ha raccontato anche in live. È colpa mia di questa cosa? Potevo prevedere il futuro e sapevo cosa sarebbe successo quella serata? Intanto avvio la lavastoviglie. Va bene. No, comunque non ho figlie. Ah, ok. Se il re delle inesattezze assolutamente no. E Francesco, se mai nella vita dovessi avere un colpo di fortuna e avere la possibilità, ti ci porto direttamente io lì. Ci andiamo insieme. Voglio risolvere questa questione con te una volta per tutte. Promettiamoci che in futuro, prima che moriamo, e io sono già in stato avanzato di decomposizione, quindi vediamo un attimino di velocizzare i tempi. Dobbiamo uscire dalla stazione lì, sotto il braccio, come due amici. Arriviamo nello stesso momento entrambi. Ti piace come idea questa? E chiudiamo questa ferita tra di noi in un modo pacifico e allegro? Non potrà mai essere aggiustata nel mio fragile cuoricino calabrese. Ho due bambini, Guglielmo e Mavropanos. Regen, perché tuo bambino l'hai chiamato Mavropanos? Perché? Cosa? Ho due bambini, Guglielmo e Mavropanos. Bello Scritto Mauro Regen. Panos, mi piace però. Che origine è? No, che strozzali per... Ma tu sei una bestia. Ma che cosa... Ma posso mai parlare di sentimenti con qualcuno che dice risposte del genere? Ah, ma per piacere. Ma uno gli propone una cosa amichevole, bella, un bel momento, io e lui che torniamo in Giappone dove ci siamo conosciuti, sotto il braccio, a ridere, a scherzare, e lui parla di strozzare i bambini. Vabbè. Signore e signori, ecco a voi Francesco. Godo. Mi ha mandato una foto di Monster Hunter sul suo computer.
Io devo far fare i cartelloni in qualche modo di questa cosa. Quando andate in aeroporto, portatevi una Regen penna. strozzati per sport, ma perché Francesco? No, strozzali, strozza i bambini per Ah, i sport. bambini siamo strozzati! Cioè, capi, pure peggio. No! Li picchio... Ah, Regen mi ha detto li picchio ogni sera. No, ragazzi, allora, ci sta la battuta, è divertente, però Va bene. vi chiedo solo una cosa sul canale. Visto che io adoro letteralmente i bambini e ci vado molto d'accordo, non scherzate su queste cose che mi danno non una puntina fastidio, però siete voi, se ne parla, una battuta così non c'è problema, ma se qualcuno per me mette mani addosso ai bambini, per me una cosa, ed è l'unico motivo per cui dirò questa parola nella mia vita, deve morire. Punto. Quindi andiamo piano con questi argomenti. Leo ci ha salutato che doveva andare. Ciao Leo, ci Ciao, sentiamo Leo. in questi giorni con Monster Hunter. Allora strozziamo già. Allora, se lui vuole essere strozzato, Va bene. A me un po' di choking ci può stare. Niente in contrario. ok, inchiesta delle tenebre pure lampeggia. Va bene anche Gianmarco. Fa pure Radiant. Vabbè, tutto a posto, raga. A posto. Dai. Quindi qualcuno sta proprio dicendo sui forum, andate a cercare questo. Allora, Come si fa? ok, questo l'abbiamo trovato. Ce n'erano altri due che si muovevano. Non li possiamo perché non è un bambino. Eh sì, io ormai da un po' che non lo sono più. Ma Gianmarco penso che abbia passato l'età adulta già da un po'. Sì. Sì, l'età infantile. L'età adulta la sto vivendo, purtroppo per me. Era così bello quando stavo alle elementari, era tutto più facile. No, ma era tutto molto più bello. Ah. Ma Kakarot ha solo 2 season pass? Mi pare di sì, Francesco. Sì, Uno di Super e uno con quelli tipo quegli episodi spin-off tipo con Bardak, quello di allora, Trunks e un'altra cosa. ce n'era un altro sopra. C'è Ne avevo quello di visto un Daima, se non mi altro. sbaglio. Se non mi sbaglio, quello era uscito. No, ce n'era un altro. Vabbè, allora, iniziamo a fare inchiesta delle tenebre. Ok, inchiesta nelle tenebre. Se ne clicchiamo qui, giustamente non fa un cazzo. Aspetta, non ho scritto poi. Mio fa la escort, un suo cliente diventa uno stalker, solita fotoricordo con la sua amica Eiko. No, non lampeggia niente. Videosorveglianza? No. No, ma l'indizio ci deve stare qua sopra. Leggiamo tutti i topic. Questo tizio? No. Manca questo qua, qualcuno faccia riassunto. Però questo non penso che sopra parlava già del... Non c'ha via. sbarca. Vediamo questo qua. Oh, telecamere di sicurezza. Ok, non era su questo, era su quest'altro. Ok. Ok. Allora, a questo punto ci abbiamo donna che difendeva Mio, che è quella che abbiamo trovato prima. Escort. No. Ah, giustamente stava parlando di lei, della protagonista che la stavamo difendendo. Nickname. No, ma questa comunque era una cosa che già avevamo scoperto.
stanno fissando. No, questo è soltanto dissing. Miyasato? No. A questo punto vediamo pure gli altri. Che comunque questa può essere pure una pista morta e Sì, non ci sia, no. non c'è per forza un indizio, eh. Che noi queste comunque sono cose che già sapevamo. Sì. No, non ci sono indizi. Però li dovevamo vedere tutti. Nice. Ok, ok, ok. Come persona 4 insegna, vai fino in fondo sempre nella Non me ne ricerca leggere della tutto. verità. Allora, telecamere di sorveglianza. Un incrocio tra le due? No. No. C'è qualche altra cosa nella prima pagina allora. Leggiamo tutto, ci mancano gli ultimi due. No, aspetta, c'è pure l'altra scheda prima. Allora, leggiamoli sempre tutti. A sto punto qua li abbiamo fatti tutti. Primissima pagina qua. Io però pure prima ho detto che sopra ne ricordavo di averne visto un altro. Allora, rivediamoli tutti da sopra. Cioè, dalle prossime volte appena vedo qualcosa vibrare non devo Che voglia distrarmi. di masticare le pasticche della lavastoviglie. Ma Ah, perché? ti posso dire però, quelle lì tipo che sponsorizzava Totti, sembrano delle cazzo di caramelle le cose delle lavastoviglie. Cioè hanno una Anche faccia questo è che vero. è troppo invitante per non chiavarci un morso sopra. Però cioè, questo è un ottimo ragionamento in effetti. Hai ragione. Mm. Ma che ti dico io? Già ma abbiamo letto tutto. Telecamere di sorveglianza. Stiamo mancando qualcosa. Scusa, se metti solamente il primo che ti dice, se metti solo telecamere, no scusa, solo telecamere di sorveglianza. Dice che ci sono troppi dati. Provare a aggiungere. Li posso mettere. No, massimo Solo 2. Li ho provati tutti e due e non va. Quindi o c'è un altro termine da trovare. Allora. Questi suoi posti e le cose che abbiamo trovato come prima. uso in quel modo le svaligerei, sono d'accordo Francesco. Sono d'accordo. Vedi che lo ruberebbe un camion di caramelle? Vedi come tutto Vale. fila? Ok. Ah, Ma a questo punto facciamo così. Diamo un'occhiata a tutti. No? io dopo 16 anni mi sono rimangiato le Lupo Alberto Re che ne le sto comprando io quando vado al lavoro. Prendo e caccio le Lupo Alberto. Bellissimo. Gianmarco, non ti ho mai fatto richiesta, posso fare richiesta? Porti una lupa aperta una di queste sere. Come no? Sì, ma Oh, le sì, cattassi io, sì. come no? Mm. Dai, qualcosa devi uscire in qualche modo. Porti pure a me per favore. Va bene Francesco, però come te la porto? Mio Sato, eccolo qua. Quindi a questo punto se cerchiamo Mio Sato nelle telecamere di sorveglianza. Provane altre combo. Magari mio Sato e donna che difendeva mio. Prova in chissà delle tenebre. No, dobbiamo cercare qualcos'altro allora così. Andiamo avanti. Solo Mio Sato. Ok. Aspetta, aspetta. Aspetta, scheda nuova. Allora. Via posta 1. Cioè, io non ti posso mandare una Cioè tu caramella, mandi un capo. pacco intero per una. Vieni a trovarmi, ti do tutte le caramelle Lupo Alberto che vuoi.
Franci, vieni, ti facciamo trovare la vasca da bagno piena se vuoi, però devi venire qua. Tu vieni qua. Trovi la vasca da bagno piena di Lupo Alberto. Non posso muovere. Per un amico come Francesco questo ed altro. Poi hai preferito venire qui per le Lupo Alberto e non per noi che ti stiamo invitando da tanto? Scelta Guarda tua. qui. Raga, scoperta clamorosa, su Amazon. Ecco. Vedi, a posto, io Hanno trovato la 25 stessa, euro. cioè hanno cercato la stessa cosa tutti e due. Io 25 euro per Francesco, così lo faccio con piacere. Vogliamo shopparci 25 euro 200 Lupo Alberto e ce le mettiamo qua, così. Vogliamo ordinare? Ma facciamo questo piano, aspetta. Io ci sto, ti passo i soldi adesso se vuoi. Ma tra un po' tanto finiamo la live e facciamo un attimo questa investigazione. Siamo Allora, sincronizzati. c'erano anche quelle dicerie su un laboratorio vicino alla Shinna Kamachi 2. E lei abita lì. C'è qualche mostro uscito fuori da qualche laboratorio? Che regalino della buonanotte, dai, c'è. Che regalino? Cosa? No, non hai capito? Lui vuole il regalo. Ah, tu vuoi il regalo. C'hai capito come è andata a finire? Tu da me non avrai mai più niente, Francesco. Mi hai trattato malissimo oggi. Mi hai trattato come una persona qualunque. Io non sono una persona qualunque, Francesco. Non lo sono. Cioè, ha fatto tutto il cattivo, tutto così per il regalo, ma vuole pure le Lupo Alberto alla fine. No, full. Franci, ci hai detto tu prima che hai la casa piena dei momenti in cui tu avevi ragione, non c'è posto per le Lupo Alberto. Quindi scegli avevi ragione prima o vuoi le Lupo Alberto. Ecco qua, arriva non puoi avere domani tutto. in casa Wesker se continuate a sfidarmi. Cioè, io ti dovrei sfidare per avere le caramelle che mi piacciono. Franci, come ti posso sfidare? Quali sono i punti? Cioè, funziona a punti sta cosa? Ma poi talmente ci sta mancattando noi, cioè, qua, Cioè, se dico tante volte una parola specifica ci dai un bonus, come ti posso sfidare? Non è che mi hai detto ti sto sfidando a darti un calcio nei coglioni. Dimmi come posso vincere questa competizione. Allora, Insegnaci. dicerie. Faccio telecamere, non se lo prende. Oddio, c'è una tic tac gigante con tante mini tic tac 20 euro. Vabbè. Noi stiamo cercando di concentrarci per salvare una donna inseguita da un uomo con un'ascia che appare all'improvviso in camera sua e gli dipinge la stanza rossa. E Francesco cerca Francesco, tic tu tac. che stai cercando queste cose, mi trovi una cosa, un box di Brooklyn, quelli però verde scuro alla menta piperita. Se me lo trovi, io domani mandami il link, io domani lo il nome del ordino. palazzo. Ok. Subito. Quindi facciamo così, ci prendiamo il nome del palazzo e facciamo una ricerca incrociata tra tutti e due, ok. Quindi quando mi si riattiva il cervello. Quindi noi adesso facciamo semplicemente 1 e 2. No. Telecamere di sorveglianza. Della zona qua. Yeah. E c'è qualche posto, ecco. Just It? Urban X. Mm. Come hai detto che Francesco sono quelli verde scuro alla menta piperita. Quelle dell'autogrill. Bravo quello, tipo io non le ho mai più trovate quelle di verde scuro. Solo quelli verde chiaro trovo, cazzo. Erano fenomenali quelle là, buonissime. Le migliori. Ok, sono passate queste due persone. Ok. C'era un figuro sospetto. Un figuro sospetto. Ok. No, non ci sono. Rip. Vabbè. Chissà che fine hanno fatto quelle là. Che quindi mo dovremmo capire sta persona che caspitarola è. Allora, quindi noi abbiamo tutti gli indizi nuovi da andare a controllare. Allora. Minchia, smerdato ovunque pure qua.
Cioè, perché smerdi in questo modo? Cacca dappertutto. Più che altro, se questo è davvero sangue, tu tutto sto sangue dove lo Che prendi? cazzo vuoi? C'è una macelleria di fiducia, è sangue Non va a vedere, umano, magari è un non... macellaio. Effettivamente il colpevole è un macellaio, ci potrebbe Parecchio. stare, eh. Eiko, conosci un macellaio? Caso risolto. Allora, facciamo prima un giro dei luoghi e delle persone Quello sì, ma pure senza io le trovo occhiali. spesso in qualche tabaccheria random, magari, però io mi vorrei shoppare proprio un Mm, box di quelle, cazzo. no, no, prima di parlare con lei ci facciamo tutto il giro. Sì, in autogrill sì, quello ti sparano prezzi allucinanti, cioè 5 euro costa un pacchetto di gomme, direi di no. Ah, questa è la rappresentazione di Stoitannu Sang. È proprio lei. Palla di sangue! Va bene, grazie mille. Quindi tu perché fai queste cose? Qual è il tuo problema? Ok, osserva attentamente. Ok. Mm, stava cercando qualcosa. No, questo Mo è davvero qualcuno che la Mm. stalkerava. Che sta cercando qualche documento, qualcosa per un rapporto odio-amore. Ti amo ma ti odio, ti devo rovinare ma ti devo prendere qualcosa di tuo per Mm. qualche motivo. O c'è l'accordo tra i due perché io penso più che questa seconda cosa sia falsa. Però abbiamo visto Mm. prima che comunque sono due persone. Un pacchetto, una spada, quanto avevi? Appunto quello, No, ma non conviene Eh, proprio. stavano una cifra là. Io mi pare quando me le prendeva mio padre le pagava tipo 1,50 euro, una cosa del genere. Comunque, Mm, costicchia che so 10 Brooklyn dentro. ok, c'è un'ombra in uniforme. Ok. Oh, buonanotte Francesco, buon lavoro. Oi, France, buonanotte. Saluto blando perché potrebbe riapparire all'improvviso. Sì, come sempre. Allora, fatto giro normale, fatto giro senza occhiali, con occhiali, esaminato tutto. Parliamo un attimo con te. Allora, mm, polizia cosa ha detto? Una volta hanno visto che c'erano gli Ultras del Perugia. Si sono inculati di tutto. Potentissimi capi ultra. Gli unni. Sì. Mm, ok, quindi c'erano dei fogli di lavoro, perché lei Mm, comunque lavora come consulente per sì. l'impiego, quindi... No, hai fatto un Ah, momento. ok, ok, no, no, Visto la pensavo roba stava... là sopra, no, cagato sotto. Allora, esaminare la scrivania, ok. No, troppo faccio pipì. Ma perché è tornata a casa da sola con un killer che ti sta inseguendo? Ma sei cretina, passami il termine. C'è un problema logico. Ma tu vai nella casa dove t'appare all'improvviso questo? Aspetta un attimo. Allora, Jasmine. Allora, vediamo un Non si accende attimo. la luce. Prende il telefono. Si è rotta la luce o no? Ah, No, vabbè, devo cambiare la lampadina allora. prendi il telefono. Mm. Ok.
Eh sì. Ho fatta di qualcosa. Sì, dipende. Più che altro pure qua sto iniziando a pensare che c'è qualche dettaglio grosso che stiamo sopravvalutando. Però vabbè, questo comunque è il primo per essere il primo caso, già un pochettino impegnativo e abbastanza lunghetto il giusto. Quindi visto che immagino siano più casi, se andando avanti diventa sempre più impegnativo e ha una bella trama al punto giusto, ma questo davvero è un gran bel titolo. Ok, possiamo andare da lei. A questo punto ci conviene comunque tornare subito là prima che appaia comunque il colpevole. Allora, possiamo dirti altro? Ok, tu niente di nuovo. Possiamo andare direttamente, non da te ma parlando, interagendo con la porta, penso a sto punto. Ok. Che dolore. Dato ginocchiata nella No, porta. perché dare ginocchiata nella porta? Fatto male. Aia. Sì, possiamo andare da mio? Quando vuoi possiamo andare da lei. Possiamo andare da lei? Dobbiamo fare altro qui? Allora, diamo un attimo un'occhiata. Ah, forse la scrivania perché si era aggiunto il prompt. Provvista 3 documenti. Aspetta, aspetta. Allora, foglietto appiccicato. Ufficio ingegnere. Praticamente non si legge nulla. Vabbè, ci sta puntando verso quello con l'uniforme che abbiamo visto nella telecamera. Ginecologo. Mm. Ok, cerca il nome. Ok, allora, vieni un attimo Spirato sul qua. sangue. Sì. Sì, sì. Allora, sai che mi sta venendo da pensare? La cara amichetta in passato ha usato i social facendo flame e piangendo miseria e quindi c'ha già sta nomea di fare queste cose qua. La stanza rossa originale è quella della casa di Mio. Mo qui riusciremo forse a scoprire che lei ha assunto comunque qualcuno per fare casa sua, perché così lei poteva rifare sta cosa col fatto dell'amica. Quindi una puttana. Grandissima stronza, sì. Sì. Quindi non le dai più fiducia. Come dicevi l'altra volta. Allora, io le do fiducia. Io ho dei sospetti, non ho delle prove. Però è una puttana. Se le prove corrispondono ai miei sospetti, grandissima stronza. Punto. Merda! No, al momento c'è ancora di fiducia. La merda nel futuro. Però sei altamente sospettata tu, visto il tuo passato, ma ti voglio trattare come una persona normale. Allora, qui mo cos'altro possiamo trovare di nuovo? Io adoro il gameplay così, però mi mancherebbe una bella cosa delle care vecchie avventure grafiche. La bella barra sotto, spingi armadio. Noi basta che spingiamo qua, esce la botola. Fammi spingere qua, per piacere. Allora, vediamo già da qua con gli occhiali. E questa è la cosa che abbiamo visto l'altra volta. Però perché qui vicino? Perché c'è una scala dietro e ti devi arrampicare e salire su?
C'è una scala qualcosa qua dietro che serve per arrampicarsi. Possiamo esaminare meglio, no? Allora, c'è qualcosa di nuovo sotto il letto? Assolutamente niente. Qui c'è questo. E ci siamo noi quando ci siamo nascosti. Ok, vediamo se per caso riusciamo a ricordare qualche dettaglio. No. Però ripercorri i passi dell'uomo. Lui deve essere venuto per forza da destra. Con te parliamo dopo. Ok, sotto il lavandino non c'è niente. Allora. E mio, tu pure stai passando un pochettino di qua e qua dentro. Sì, effettivamente è stata sputtanata di nuovo sui social pure, quindi sta un attimino in una situazione un attimo particolare, sì. Vabbè, risolveremo il caso in un modo o nell'altro. Quindi c'è un piano di sopra con la soffitta, quindi il tuo assassino stalker vive nella soffitta sopra casa tua? Può essere. L'uomo nella soffitta. Quindi da uomo sotto il letto a uomo in soffitta, vabbè. Ok, a questo punto tu allora vediamo un po'. Questo non lo possiamo fare ancora, quindi ci manca qualcos'altro. Possiamo parlare con te? Oi Regen, buonanotte. Buonanotte, Regen. Ok, da sopra il soffitto mi dai l'indizio per andare avanti? Ok, non c'era nulla fuori posto. Ok, lei non sa se c'è un ingresso per il soffitto e ci ha sbloccato l'indizio questo qua, quindi adesso ragiona su come l'uomo sia entrato in casa. Allora, concentriamoci. Entrata per l'intercapedine e ombra che assomiglia a un centopiedi. Come è riuscito quell'uomo ad apparire dal nulla? Per prima cosa pensa a cosa è successo quando sei arrivato a casa di Mio. Quando ti sei nascosta sotto il letto, da dove è arrivato quell'uomo? Io mi sono nascosta sotto il letto perché ho sentito il soffitto scricchiolare, quindi deve essere per forza sceso dal soffitto. Sinistra porta chiusa, Sì. destra finestra che abbiamo esaminato più volte e ci hanno detto da qua non entra nessuno e non è poi entrato nessuno. Deve venire per forza da sopra. C'era un'ombra in particolare ed è quella che assomiglia a un centopiedi. Perché ha assunto quella forma del genere? Che c'è una scaletta là dietro. Allora, forse Si stava arrampicando. aveva la forma di un centopiedi. In realtà non credo, lo zio. Come? Dici, Quello che dici, penso io è, dici. forse Mm. si stava arrampicando giù dal soffitto usando gli scaffali centrale, in Ok. tutti i sensi, come punto d'appoggio a destra. Quindi non c'è una scala dietro, ma stesso Io l'armadio è una penso scala. questo. Ok. Ok.
Per questo io e lui viaggiamo in coppia. Quindi ha preso, ha fatto tu. Quindi da lì c'è un accesso sopra allora. Ok, esamina di nuovo gli scaffali. A questo punto sì. Quindi c'è l'ingresso qua dietro. Sì. Ti esamino così. Ok. Ok, c'erano gli scatoloni davanti. Ecco qua. Allora. A questo punto abbiamo una nuova zona da investigare. No, dai, Azami, entra, dai. Bingo, ok. Quindi già questo fa pensare che non è un'entità ultraterrena indistruttibile. Quindi È come già quelli che questo, dormono nei sottoscala delle persone. questo già ci tranquillizza un attimino meglio. Tra virgolette, sì. Ok, c'è sempre un pazzo armato d'ascia che ti entra in casa all'improvviso, Però però non ti fa male. meglio umano che demoni a questo punto. La sedia maledetta. Allora, qui stiamo a fare un giro normale. No, sono cose che sta... Lui esce, compra, ritorna qua, si nasconde. Tracce dell'uomo nascosto, ok. C'è il letto dove dorme. Mm. No, dai. Scarafaggio morto spiaccicato, no. Allora, Una qui striscia di coca? Che cos'è? piuttosto lunga. È un filo di luce. Mm. Quindi poteva vedere da sopra. Sì, per vedere quando non c'era lei Ah, e sgattaiolare fuori direttamente. Allora, mettiamo gli occhiali. Sì, difatti la guardavo. Ok, eh sì, lo stavo facendo, ma avevi detto che era buio. Va bene, lo rivediamo di nuovo. Allora, devi farlo anche prima, non c'era bisogno di vedere l'entità astrale, però sì. vabbè. È un ognomo armato di ascia. Sì, quello, sì. Ah, attenzione, Ecco. attenzione. Quindi è quello col cappellino. Cappello delivery. Impianti elettrici. Mm, ok, però aspetta prima di scappare che c'erano altre cose da vedere. Fermati. Fermati un attimo, non scappare. Giustamente stava e aspettava il momento giusto per agire. Fatto tutto? Ok. Ok. Mi sa che Allora, ci tocca. dammi un save. Questo l'ha fatto prima? Allora, vediamo di finire sta scena. Tanto questa qua, mo, fino alla prossima, deve darci ancora delle cose da combaciare. Quindi mo dovrebbe sbloccarsi con tutti gli indizi che abbiamo preso. Quindi ci dovrebbe dare il checkpoint perfetto. No. Maestro. Maestro. Maestro, boss, direttore. No, la dissezione adesso no, maestro. Vabbè, l'avrà fatto un save prima, lo Sì, dico. sì, no, stacchiamo perché sta parte è più Questo è lunga e non ce la importante, facciamo per probabilmente. stasera. Ma tanto lui tornerà nei prossimi Sì, giorni assolutamente, anche perché tranquillamente. azzecca. Allora, quello, tutti coloro che siete rimasti vivi o morti o moribondi e mezzo assonnati come noi, buonanotte a tutti. Noi ci vediamo domani. Buonanotte. Francesco Suca, Suca 3-0, sconfitto, casa cappotto sotto al sotto tavolo. le coperte.